scuole, da quella sinistra che invece di dare spazi alle società sportive si è preoccupata di aprire un centro sociale che, credetemi, Treviso non ne sentiva alcun bisogno. Comunque non preoccupatevi, molto presto anche il centro sociale verrà chiuso, bonificato e restituito alla città. Però ragazzi, io mi unisco all'appello di Giampaolo Dopo, dobbiamo stare uniti, perché quell'ondata che ha bonificato Treviso si è verificata soltanto grazie alla nostra unione, grazie al lavoro dei sostenitori, dei militanti, di tutti i nostri esponenti che tutti i giorni si sono resi disponibili in campagna elettorale per venire a Treviso, perché la vera differenza è che quando un leghista passa al mercato la gente lo bacia e lo abbraccia, basta vedere il mercato, quando passa Renzi o uno del PD si toccano perché portano sfiga. Quindi ragazzi, abbiamo una partita che si chiamano 58 comuni al voto. Oggi più che mai dobbiamo rimanere uniti. Abbiamo una forza al nostro interno che è devastante e inarrestabile. Non facciamoci male da soli, prendiamoci tutti questi comuni e andiamo a conquistare e a governare nel migliore dei modi i nostri paesi, le nostre città, la nostra regione e anche questo paese Italia malato, ma che grazie al ministro Salvini e a tutti i nostri esponenti sta tornando a vivere lentamente, ma stanno facendo un grande lavoro. Viva la Lega! Mario! La fase al sindaco è alta di casa. Sì, questo vi do la verità. E anche un po' ingrassare, ma la maratona ho visto che l'ha fatta, perciò non so quanti chilometri non sono che ha fatto. Ok, adesso arriviamo al parole in casa. Allora quest'anno questa data è ormai l'anniversario diciamo del referendum dell'anno scorso sull'autonomia. Per tutte le sezioni dei sostenitori e militanti abbiamo sicuramente lavorato, e questo penso che Luca l'ha sempre detto in primis, abbiamo fatto di tutto in casa per casa, abbiamo messo su bandiere, abbiamo trovato amministrazioni che bandiere tenevano su e chi invece mandava fuori o vigili o dipendenti a togliere, abbiamo visto di tutti i colori. Però il risultato lo abbiamo avuto per quanto riguarda il referendum. Adesso la gente si aspetta cosa abbiamo realizzato. Qua Luca deve aprire tutta la sintesi di quello che fino adesso siamo. Ok? Applauso bello. Siedete, non si sentare sia appunto. Sta sentando Becky. Allora, farei un applauso a tutta la sezione. Cos'è il tuo volume? Tutto detto il volume? Assolutamente, grazie. Allora, Peppi non è che me evoca robe simpatiche, perché ad agosto ricevo la telefonata